Benvenuti in questo ultimo episodio della serie Impavida, serie che ci ha accompagnato negli ultimi mesi e che riguarda la creazione dell'allestimento fieristico proprio per Birra Impavida per la fiera che c'è stata a febbraio 2024 a Rimini, Beer e Food Attraction. Se ti sei perso tutta la serie, trovi la playlist qua in alto a destra. In quest'ultimo episodio tutti i lavori sono terminati, quindi andremo in giro per la fiera ad assaggiare birra nuova, conoscere birrifici, curiosare tra gli stand e vedere come li hanno realizzati, e inoltre faremo anche un'intervista a Serena e Raimonda, che sono le due fondatrici di Birra Impavida, per capire insieme come nasce un birrificio e che cosa ha portato due amiche a fondarne uno. Prima di cominciare però volevo ringraziarvi tutti per averci accompagnato in questo progetto gigantesco. È stato bellissimo per noi condividere la nostra passione e il lavoro che facciamo. Se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti qua sotto al canale e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi progetti grandiosi che abbiamo già in programma. Iscriverti a te non costa niente, ma noi dà una mano enorme a continuare a portare qua su YouTube questi progetti incredibili. Nell'ultimo episodio che trovate qua in alto a destra avevamo allestito tutto lo stand. Oggi torniamo in fiera per vedere se funziona ancora tutto. Ok raga, benvenuti in fiera, appena entrati. Noi siamo qui. Noi siamo qua, è veramente gigantesco come posto. Lo stand Impavida lo trovate qua nel padiglione A7, posto 115 mi pare. Abbiamo da visitare tutti. Prima di andarci a fare un giro andiamo a vedere se funziona ancora tutto. Pronto? Pronto. Questa è la prima volta che andiamo a vedere il nostro stand. Che tra l'altro si Dovrebbe vede. già vedersi. Allora già qua intravedo la lattina spaziale, funziona tutto. Per essere presto c'è già un botto di gente. C'è un botto di gente, io mi immagino che a mezzogiorno questi sono tutti belli che cappotati. La lattina funziona tutto. Ah, il tappo, non l'abbiamo più fatto. No. Vabbè, ciao. Vabbè. Buongiorno, sembrerebbe tutto bene. Funziona tutto finora, benissimo. Ah, beh. No, sembra niente. Voi avete un bustino più piccolo là, no? Su quello potete mettere lo spruzzo. Ok. Cioè c'è una specie di spazzola che spruzza per avere sempre il bicchiere aperto e la birra perfetta. Perché cosa è successo? Io ho bevuto la OA, quella New Zealand, e dopo dovevo bermi l'ottima, la bitter, e il bicchiere era sporco. E quindi uno sciacquino veloce sarebbe Sciacquino, comodo. E per avere la birra perfetta. Ok. Siccome la qualità di Impavida è altissima, non si può avere una birra, un blend di birra dentro il bicchiere. Allora cosa deve fare? Deve mettere un po' di birra e buttarla via, e che peccato. Quindi, È peccato. visto quel che costa. Certo. Lo Schoolboy è il prossimo passo per voi. Io ve l'ho detto, quindi dopo Ti sei fatto un giro un po'? sì. Qual è lo stand più bello finora? Che attira di più l'attenzione? Allora, a me piace molto quello di Francesco, Ok. quello della pescheria, ma quello è Mi hanno detto di andarlo a vedere. È Vado marketing subito. bellissimo. Questo è molto bello, è tra i stand tradizionali, quello dove ci sono io adesso, Ok. ma non l'ho fatto io, quello stand. Perfetto. Questi tre sono per me i più belli, dopo gli altri sono tutte robe già viste. Questo è molto bello. Molto bene. Ti ringrazio molto. Che grande. È Capitan Sanders di KFC lui comunque, è identico, bellissimo. Allora, nel frattempo che Mario finisce di intrattenere qualche cliente, direi che dopo aver visto il più bello stand della fiera possiamo iniziare ad andare a vedere anche tutti gli altri e vedere cosa c'è in giro. Andiamo. Parlavano di uno stand a tema pescheria, ne hanno parlato in tanti, andiamo a vederlo perché sono molto curioso. Sì, dai. E dovrebbe essere quello lì. Pescheria da barber. Bella idea, molto semplice, molto carina, devo dire veramente molto carina. Prenota qui il tuo numero. Bella, Come in questa pescheria. è veramente una bella. Questi qua per esempio hanno voluto optare per una lattina 33, invece Impavida è 4,40. Sì, esatto. Ciao, stiamo andando a curiosare i vari stand. Cosa di particolare? Bellissimo stand. Ma dietro qua c'è un significato molto importante per noi, che la birra artigianale deve stare al fresco come il pesce. Questo è il concetto. Stiamo guardando tutti gli stand Ok. un pochino più interessanti. Noi siamo i ragazzi che hanno realizzato lo stand per Impavida. Ah, complimenti ragazzi, ma è il più bello che c'è. Sì. Secondo me sì. Questo qua ci hanno parlato molto bene di questo, quindi siamo venuti subito a vedere. Effettivamente veramente una bella idea. Grazie mille. Nella semplicità di un concetto avete tirato fuori veramente un bello stand. Cioè noi crediamo molto alla filiera del freddo, quindi quale miglior concetto di mettere il pesce, una pescheria con la birra. Quindi questo è il nostro concetto. Infatti se leggete sul QR code, aprite il QR code, c'è scritto: tu mangeresti mai un pesce che è stato 10-15 giorni al caldo? No. Idem, la birra deve essere così il concetto, nello stesso modo. Assolutamente, Quindi, anche perché la birra artigianale, ancora più della birra perché diciamo, comunque commerciale. noi per legge non possiamo né pastorizzare né microfiltrare, quindi per forza la sua naturale conservazione qua del fresco. Parlaci di una birra, vedo che sono anche bellissime etichette. Ma ti parlerei allora della Amen, che è la nostra che Ma ce la fai anche assaggiare. assolutamente. La nostra American IPA è la birra che noi produciamo di più, facciamo circa quasi 2000 ettolitri all'anno.
gluten free, ne produciamo veramente tanta, 5 gradi e mezzo, quindi neanche estremamente alcolica. La faccio assaggiare, dai. Grazie mille. L'esperta di marketing è lei, l'ideatrice di tutto questo è lei, da sempre. Vabbè. Battiamo piano perché prima birra della fiera. Prima birra della fiera. Allora, un cin, stiamo assaggiando la Amen della Pescheria da War. Salute, grazie mille. Ragazzi, complimenti per lo stand Impavida. Io mi piace molto dare versione industriale, vedere un po' cosa fanno perché sono quelli che hanno più soldi. Piace che comunque anche noi ogni tanto proviamo a fare qualcosa di diverso con il nostro budget. E Impavida, metto dentro anche noi e Eremo sono messi quelli che hanno fatto qualcosa di diverso. Che è Il birrificio Eremo. Andiamo poi. Quello con le mani così, Non che c'ha le l'abbiamo lattine visto. in mano. Ah, l'ho visto. È vicino a voi. L'ho visto, Poi è bello? Cartone, Senza parlare male di Brewfist che poi si offendono, il loro stand è molto bello, ma secondo me include poco, perché comunque la gente non entra nello stand, sta sempre fuori. La cosa bella di Impavida è che quando ci hanno commissionato lo stand ci hanno detto La gente vogliamo deve lo entrare. stand più figo. Ah, ok. Basta. Avete vinto. Basta, non ci hanno messo nessun paletto e da lì appunto abbiamo Vabbè. voluto creare questo stand aperto Per far togliere entrare i la banconi, gente. le Ci sta varie- la grande. il classico. Ci sta la grande, ragazzi, ci sta la grande, complimenti. Beh, grazie, grazie. Abbiamo visto birra senza glutine. Sì. Abbiamo qua un ragazzo che può bere solo quella birra lì. Ci puoi parlare della tua birra? Non è una birra, è un fermentato. È un fermentato. Perché il sorgo, essendo un cereale non da birra, quindi non può essere classificata come birra, viene fermentato come una birra a base di sorgo 100%. Io lo coltivo nella mia azienda agricola e quindi faccio questa, bevanda che è Quindi 100%, 100% italiana, 100% italiana e tutta prodotta da te. tutto prodotto da me. Questo è un prodotto per tutti quelli che hanno difficoltà a digerire il glutine o che sono anche allergici, come il nostro Leo, che è finalmente contento perché può finalmente bere. Posso bere qualcosa. Fa 5 gradi, molto facile, tanta uva rossa, tropicale, ha una buona acidità, quindi pulisce molto bene e direi carina. Sembra una via di mezzo tra una birra e un drink. È molto Sì. fresca, non è per niente male. Cioè non è una birra senza glutine. Non uso la È centrifuga diverso, perdendo tutti i polifenoli e tutto il lavoro che ho fatto a monte. Faccio un Quindi è fermentato. Molto interessante. Faccio molto il fermentato. interessante. Ti fa anche bene perché adesso la roba fermentata. Sì, tieni conto che il sorgo nasce soprattutto per l'alimentazione del bestiame. In realtà oggi è un prodotto molto usato anche dall'industria perché le sue farine aiutano moltissimo ad abbattere tutta quella che è una serie di allergeni che in natura si trovano. Va ad integrare quelle cose che loro tolgono nella lavorazione perché ha tantissima valenza nutrizionale. Ricorda qualcosa tipo sidro di mele, una nota di mele? Questo è il mio sito. Eccolo lì. Che lo puoi comparare così. 100% mele piacentine. Noi conosciamo il prosecco, no? Il prosecco tu alla cieca chiudi gli occhi, bevi il sidro e dici prosecco. Poco gasato in questo caso, però se lo gasi effettivamente è molto buonino. Beh, questo è gluten free, questo va giù, puoi assaggiarlo. Questo non è alcolico. Questo fa 5-6 Ah, beh, ci cappottiamo oggi. e io mi sono ubriacato per questo. E non lo senti, va giù veramente. Questo qua è molto pericoloso perché va veramente giù. Ok ragazzi, siamo tornati allo stand. Comincia a sentirsi la fatica, cominciano a sentirsi tutte le birre che sto bevendo. Comincia a sentirsi anche un po' la fame. Infatti mi sa che... Cosa ne pensi, Dani? Tra un po' andiamo a mangiare, eh? Hai fame tu, eh? Hai fame. Allora, il Mario è impegnato in social marketing da un bel po' di tempo. Stiamo aspettando lui. Vorrei abbracciare anche un attimo la nostra creazione. Dani, è veramente grande, sai? Non riesco neanche a chiuderla tutta. Ciao, piacere, siamo alla Big Rocket Project. Siamo i ragazzi che hanno realizzato lo stand a Impavida. Siamo in giro a vedere un po' di birrifici artigianali e quelli che ci ispirano ci fermiamo e chiediamo informazioni. Scegli una birra tua e dici qualcosa in merito alla birra. Allora, birra mia molto particolare, che ha uno stile molto particolare, è la nostra American Bitter, che abbiamo cercato di fare quella che è una bitter classica con una nota diversa. Noi siamo innanzitutto un birrificio agricolo, quindi coltiviamo tutto noi. Ok, 100%, Orzo, quindi... luppolo. Sì, chiaramente il malto base è il nostro, in più abbiamo 4 luppoli che coltiviamo noi. In questa bitter qui, per dare una caratterizzazione maggiore, abbiamo inserito un luppolo di derivazione americana che è il Cascade, coltivato da noi. Quindi andiamo proprio a modificare, a snaturare quello che è lo stile della bitter, e infatti l'abbiamo chiamato American Bitter prima che la gente ci ammazzasse perché magari... Quindi questa è una birra molto particolare, tutto qui in fiera ce l'abbiamo spinata a pompa come metodo ok. inglese vuole.
Se no, un'altra ottima. Quindi senza l'uso di pressioni, di compressore o di CO2. Esatto, spacca la bolla, molta più schiuma, l'aromaticità molto più spinta e abbiamo chiaramente un corpo molto più scarico di gas, molto più bevibile secondo me. Proprio un po' come vuole lo stile inglese. Poi se no, un'altra birra che ci teniamo molto è la nostra Angela Keller, che è una Keller Helles, se vuoi ti faccio vedere la bottiglia. Sì, faccio vedere. Keller Helles, birra stile classico tedesco. Abbiamo voluto proprio giocare col nome, con la Merkel, perché Angela Merkel, Merkel e Keller un po' si Molto confonde, carina, quindi molto abbiamo carina. scelto un po' questo nome, diciamola così. Questa è una classica Keller Helles, quindi birra fatta comunque praticamente con cereali, dove vanno a donare questa nota di panificato leggero, insieme seguita da una piccola nota erbacea data dal luppolo tipicamente tedesco. Va a migliorare quello che è lo stile della birra alla fine. Quindi una birra molto beverina, fa 4 gradi e 7, corpo esile, bella dolcina sul finale, una birra che si fa bere bene. Roba su cui lavoriamo molto, entrambe queste birre sono senza glutine. Quindi noi puntiamo Allora, io molto... sarei sul senza glutine. Ok, noi puntiamo molto al senza glutine perché io derivo da un'azienda di prodotti senza glutine, quindi mi sono portato dietro un po' questa cosa qui e soprattutto perché oggi è più facile farli, semplicemente utilizzando dei chiarificanti andiamo a deglutinare il C'è anche una prodotto. bella richiesta adesso che comunque Esatto. diamo anche spazio alle persone che non possono. Quello. Diamogli una birra buona fatta con malto d'orzo, poi andiamo a usare questo chiarificante che però gli lascia il sapore classico della birra. Beh, allora adesso mi è incuriosito, vorrei assaggiare questa qua, se possibile. Certo. Passiamo all'assaggio. Posso già procedere, vero? Sì. Mi affascinano sempre le birre pompate a mano perché è proprio un prodotto diverso. Non hai la pressione, non hai le bolle che trovi nella classica birra spinata, perché comunque è spinta o dalla CO2 o dal compressore, comunque senti quella presenza di bollicine. In questo caso pompata a mano è molto più delicata, molto buona. Ciao, allora mi hanno parlato di una kombucha, volevamo avere più informazioni in merito e capire un attimo questa bevanda o una birra. Kombucha? Sì. Kombucha è un tè fermentato, facciamo fermentare tè verde e tè nero per 6-8 settimane. Come la facciamo noi? Facciamo un blend appunto al 50%. Dopo la fermentazione del tè aggiungiamo succo biologico all'interno. Succo biologico di limone, lampone, questi qua sono i gusti. Zenzero, lampone, limone, l'origine è la base del tè fermentato. Per la luppolo facciamo dry hopping, infusione a freddo, il luppolo, un Italian Cascade per 24 ore. Il risultato è una bevanda frizzante, analcolica naturale, che fa molto bene per gli acidi organici della fermentazione. Molto digestiva. Molto interessante, abbiamo finalmente una novità che non è birra, possiamo assaggiarla? Faccio provare la base, iniziamo dalla base. Questo è soltanto tè verde e tè nero fermentato. Infatti sì, sembra più tipo quei teini, cioè lo senti quel retrogusto. Assolutamente sì. Poi abbiamo tutti i vari gusti dove aggiungiamo succhi all'interno. Li chiamiamo Mia Kombucha, produciamo in provincia di Varese. Può bere qualsiasi orario del giorno, è molto dissetante. Ti fa sentire leggero, non ti gonfia la pancia perché gli acidi organici tengono la pancia piatta. Può essere un'alternativa appunto analcolica durante un aperitivo, oppure un'alternativa naturale a qualsiasi altra bevanda, qualsiasi altra soda frizzante. Se vuoi bere qualcosa di naturale che ti fa anche bene. Vedete comunque direttamente in lattina anche voi? Sì, noi facciamo tutto in lattina. Abbiamo voluto usare la lattina appunto per tenere il prodotto al buio, quindi il prodotto si mantiene molto meglio in lattina. Riusciamo anche a comunicare meglio e arrivare a più gente possibile, diciamo, con questo prodotto. Parlateci un attimo della vostra birra, una scelta, diteci qualcosa che la caratterizza. Siamo della zona di Venezia, come puoi vedere, il marchio Doge. Diciamo che la nostra birra potrei farti assaggiare la Vienna Lager, quindi è la birra del viandante dall'Austria a Venezia, ricreata direttamente dal birraio Federico. Molto bene. È una rossa 5 gradi e 4, bella beverina, un po' tostata grazie ai malti utilizzati. La birra si presenta molto bene, bella schiumina. Bello odorino. Scusami, questa è una rossa beverina. Cremosa. Cremosina. Molto cremosa. Cremosina e al contrario delle classiche rosse mi sembra Io molto... dico, parlo da uno che non beve birra rossa. Bisogna sbloccare un po' Mario perché un po'... penso che abbia risentito di tutti questi giorni di fatica estrema ed è un po' sottotono il Mario oggi. Tu non preoccuparti, dammi qualche birretta e vedrai come mi taro sulla tua situa giusta. Molto buona ragazzi. E dopo aver carburato un bel po' scoprendo decine di nuove birre, torniamo dai ragazzi di Impavida e conosciamo meglio le due fondatrici.
Ottimo, allestimento finito, tutto perfetto. Siamo qua con Serena e Raimonda, le due fondatrici di Birra Impavida. Ci tenevo un attimo a farvele conoscere e a capire qual è la storia che spinge due amiche, prima di tutto, a fondare una birra, e volevo chiedervi qual era il vostro background iniziale, come vi siete conosciute, se avete fatto magari lavori prima di Impavida, perché comunque è un progetto molto ambizioso. Immagino che non ci si butti in un progetto del genere con la prima persona a caso, ci deve essere una fiducia viscerale in questo. Quindi volevo capire il background vostro, di cosa vi occupate rispettivamente nel progetto Birra Impavida, e un attimo la storia di quello che è il brand e la vostra comunicazione dei valori. Va bene, inizio io solo perché sono la più chiacchierona delle due. Io sono quella timida. Quasi, dai. Allora, Serena e io ci conosciamo da lei 13 anni, io 18, quindi insomma adesso non lo svegliamo perché non si dice l'età di una signora. Entrambe siamo, oltre che amiche, molto più di questo, quindi lavoriamo anche insieme, che è importante, perché poi l'amicizia e il lavoro sono due cose anche ovviamente diverse. Da più di 20 anni nel mondo degli investimenti immobiliari internazionali e della gestione patrimoniale, che ci hanno spinto entrambe per motivazioni diverse verso gli Stati Uniti, paese che Serena ha adottato poi come suo... Sono espatriata. Esatto, come suo principale paese di residenza, e dove su sua iniziativa, devo dire, è nata la passione per la birra artigianale, che davvero negli Stati Uniti ha un'espressione, insomma, almeno noi l'abbiamo vista anche un po' romanticamente in tutti questi, anche in un recupero non solo del fare, di creare un prodotto artigianale, agricolo, insomma con tutto, ma anche di un insieme di valori, in qualche modo di recupero rispetto a, diciamo, immettere le proprie energie nella creazione di qualcosa che poi in qualche modo trasmetterà un valore aggiunto poi a tutto quello che sono i nostri consumatori. Quindi nasce innanzitutto da un rapporto bellissimo tra me e lei, che spero in qualche modo si rispecchi poi anche all'interno dell'azienda. Io sono partita per gli Stati Uniti per l'università, quindi facciamo tanti anni fa per andare all'università. Sono trentina, sono di Arco, noi ci siamo conosciute a Arco, e il mondo della birra artigianale l'ho scoperto là, un po' al college perché si comincia a bere con gli amici in un modo un po' più sociale, e un po' per la qualità della birra. Però quello che mi ha portato veramente a voler intraprendere questo progetto non è tanto la qualità o il sapore della birra artigianale, che sono, ovviamente li conosciamo tutti, sono fantastici, sono più genuini, con un controllo di qualità più alto, eccetera eccetera. Però dell'America è il modo di bere la birra artigianale, che è secondo me vincente e ha un valore... Che cos'ha di differente questo Ecco, aspetto americano della birra artigianale? Non si beve solo, vabbè, ma neanche qua, però non si beve solo al pub, non si beve solo per bere, è un momento molto sociale, è un momento anche da portare a casa, da condividere. Noi abbiamo le lattine, la scelta è più che altro la lattina, perché la lattina è diventato ormai il metodo preferito di bere per la craft americana, non solo per la qualità della birra, che ovviamente sta meglio in lattina. Lei è più felice in lattina? È una questione di luci, Sì, che esatto. entrano, di degradamento del prodotto. È un prodotto più controllato, non ci sono luci, non si ossida, tutte le sue cose, ma anche perché la lattina è molto più portatile. Cioè negli Stati Uniti prendi la tua birra, ti compri il tuo 4-pack, le tue casse da 24, vai nei tuoi vari birrifici, poi te le porti a casa e te le scambi con gli amici, si beve insieme. La birra craft è proprio un sinonimo di stare insieme, di bere felici. Ma non solo i giovani, dici, non solo le persone che adorano la birra, non solo i nerd, ma le famiglie. Io porto i miei figli tranquillamente in birrificio, sono piccoli. Sono proprio momenti di incontro incentrati su un prodotto di qualità di cui ci si fida, perché si sa che sono sempre delle buone birre. E poi ce ne sono un'infinità, i gusti sono infiniti, le birre sono infinite, sono tutte buone. Ma è come è nata, quindi poi da dire, ok, da una passione che tu sei nata quindi in America, ti sei appassionata a questo perché hai visto come viene trattato questo mondo della birra artigianale là, perché non avete aperto qualcosa in America o piuttosto qua in Italia? Visto che tanto tu eri già là, comunque avevi già i tuoi giri, tutti gli affari là? Allora, là di birra ce n'è tantissima, qua però mancava, uno dei valori, una delle cose che mi fa molto piacere con Impavida è portare proprio anche qua in Italia questa cultura del bere bene la birra così. Cioè noi abbiamo una taproom seria, una taproom bellissima. Molto bella, ragazzi, se andate a vederla, passate da Riva del Garda, andate a vedere, perché veramente non esiste secondo me una taproom del genere, perché sono tutti bar più o meno analoghi, ma un ambiente così accogliente che ti fa proprio rispettare quei concetti che hai appena detto.
non l'ho trovato. Esatto, e io per portarlo in Italia noi ci siamo trovate che ci mancava questo un po', specialmente nella zona nostra in Trentino, dove una taproom così. Quindi è farlo lì proprio perché comunque è qualcosa legato alle radici, da dove arrivavi. Sono trentina e quella è casa, Raimonda ci siamo conosciute lì, per lei è casa anche da un bel po', noi siamo molto internazionali in questo perché abbiamo tutti e due viaggiato, però riportare nel nostro centro, nel nostro mondo, una filosofia che un po' c'è da spiegare, che è un po' comunque... Ok, come siete arrivati a dire ok, ci chiamiamo Impavida? Cioè questo qua è sicuramente un nome che al di là del branding e tutto, che ci sono ovviamente tutti quei concetti lì dietro, ok, però immagino che sia proprio il succo di quello che volete comunicare. Assolutamente sì, allora Impavida perché impavida e non impavidò, quindi è un'azienda al femminile, non perché deve essere, come dire, in maniera talebana al femminile, però noi siamo fan delle donne in gamba e delle donne che ci provano, quindi innanzitutto dichiariamo subito le nostre intenzioni. Ovviamente siamo un'azienda mista, quindi non è che ci vogliamo identificare come la birra al femminile, no, la birra è assolutamente per tutti, è trasversale. Chi più della birra è trasversale assolutamente, però insomma se poi troviamo dall'altra parte una donna in gamba ci fa maggiormente piacere. Quindi Impavida legata al fatto che in fondo per noi è stato un atto coraggioso, è stata una scelta forte quella di buttarci, di mettere insieme le nostre risorse finanziarie, di esperienza personale, di tempo dedicato in un'impresa che in fondo era davvero tanto sconosciuta. Però insomma siamo anche convinte che se proprio vuoi fare una cosa, falla. Vai in grande. La fai. Chiaramente abbiamo fatto le nostre ricerche, eccetera, ma in fondo dietro a ogni impresa imprenditoriale c'è sempre quel momento in cui ci vuole un po' di impavidità. E la celebrazione di questo coraggio di fare era un po' il senso che volevamo Chiaro. Coraggio anche di affidarsi a degli scappati di casa come noi per allestire completamente questo spazio. Ci terrei un attimo a raccontare, giusto per far capire come si è sviluppato un attimo questo concetto dietro e come siamo arrivati i singoli pezzi che vediamo qua esposti. Dal mio punto di vista non ci sono stati dati dei paletti, nel senso non c'era una richiesta di fare ci serve una lattina spillatrice o altro, ma dei valori più generici da sviluppare al meglio. Erano sicuramente farsi notare, e questo qua è l'aspetto principale, perché oggi qua al Food e Beer Attraction è la fiera più importante europea della birra artigianale, ci sono tutti i birrifici. L'obiettivo principale quindi per quanto riguarda questo allestimento era quello di farsi notare sopra tutti, e qua scatta in gioco poi tutto il discorso di allestimento, come portare la gente, cosa comunicare, il fatto che avete scelto, come avete detto prima, la lattina come principale packaging in cui vendere. Tra l'altro sono curioso, voi vendete anche in America o è solo una questione italiana? Cioè esportate anche? Stiamo è un processo, è un progetto in corso e speriamo di arrivarci nel più breve tempo possibile, ma le intenzioni ci sono tutte. Ok. Volevo un attimo, se magari più Raimonda, perché ha seguito magari un po' di più, raccontassi un attimo quello che sono per te i valori che mi hai spiegato all'inizio per poi arrivare a questo tipo di allestimento. Ma allora, devo dire, la vostra conoscenza, come spesso succede nella vita, è arrivata un po' per caso, ma io ho sentito che c'è stato subito il feeling giusto. Ho trovato dall'altra parte dei ragazzi di talento, con voglia di fare e di ascoltare, perché è un ascolto reciproco, no? Quindi diciamo che quello che io volevo raggiungere è il fatto, appunto, come hai già detto tu, di farsi notare, perché è una fiera, quindi pertanto sono tanti birrifici, quindi catturare l'attenzione è senz'altro uno degli obiettivi magari più basici, però senz'altro più importanti. E vedendo qua comunque la gente che continua a fermarsi, direi che l'attenzione è sempre catturata da mille cose, quindi a dare un motivo per le persone che magari che ci conoscono vengono sempre volentieri, ma anche chi non ci conosce, visto che abbiamo 3 anni di vita, quindi siamo assolutamente in fase di espansione, è una cosa importante, direi che l'effetto wow, no? Che io ho chiamato in questo modo. L'altra cosa che fa parte di uno dei progetti di Impavida, dei suoi valori, è il fatto di fare uno stand aperto. Quindi tipicamente nel mondo della birra c'è sempre questa tradizione del bancone tra l'operatore che c'è dall'altra parte, ma quello che volevamo creare qui invece è qualcosa, quindi non ci fosse questo, cioè questa barriera tra te. Esatto, che in qualche modo è un muro, in qualche modo è qualcosa che crea una divisione,
situazione dove appunto fosse comunque servito la necessità di erogare birra naturalmente, e quella c'è, ma non ci fosse la sensazione di barriera, quindi ci fosse un invito ad entrare in uno spazio che non è nostro o vostro, ma è, diciamo, non è separato tra azienda e cliente, ma è davvero nostro. Che in fondo è uno dei principi fondamentali della craft rispetto magari ad altri dove bisogna presentare il biglietto da visita, no? Per entrare, e che comunque accomuna Impavida anche nella creazione della taproom, nella creazione di tutto quello che è la sua filosofia. Queste erano un po' le tue indicazioni, se non sbaglio. Confermi, no? Confermo, erano un po' queste indicazioni generiche che noi abbiamo preso come quasi un carta bianca su cui basare tutti i progetti più grandi che potevamo pensare, fino ad arrivare a un allestimento del genere, dove l'effetto wow o comunque il gancio per attirare la gente era sicuramente la lattina LED Wall, più alta di tutti gli altri stand che ci sono qua intorno a noi, si vede da lontano, per cui la gente arriva, si ferma, guarda e la prima roba che vede è Impavida. Che cosa vendono? Lattine. Non lo capisci? È un problema tuo, perché qua mi sembra ben chiaro, lattine ovunque, cioè quindi un allestimento effettivamente lattinocentrico. Ottimo, io vi ringrazio per questa spiegazione. Vi ricordo che se volete acquistare la birra la potete trovare nel link comunque in descrizione, o comunque la potete trovare su birraimpavida.com. selezionate tutte le lattine da 12 o 24, vi arrivano a casa perfettamente. Chain Breaker, la mia preferita, non ve ne pentirete. Ciao.